Cagliari 0, Inter 2. L'Inter vince a Cagliari 2-0, fa una grande partita, ragazzi. L'Inter fa un grandissimo primo tempo, emerge tutta la superiorità. Ma d'altronde, ragazzi, si sapeva che l'Inter è più forte. Stiamo parlando dei vice campioni d'Europa. Il Cagliari parte bene, partiamo aggressivi, ma la superiorità tecnica e forse anche a livello di corsa, di intensità dell'Inter è superiore. C'è subito un palo di Lautaro. Insomma, l'Inter quando attacca noi non ci capiamo più niente, non ci capiamo. Dossena fa una bella partita, riesce a contenere Lautaro, però poi alla fine, dopo il palo, c'è il gol, il vantaggio dell'Inter. Fu un errore forse di Sulemana che forse pecca di inesperienza, e pecca di inesperienza tanti giovani, anche Obert. Ragazzi, Ranieri l'aveva detto, il Cagliari ha tanti giovani, tanti ragazzi che la Serie A non l'hanno mai vista, serve qualcosina di esperienza, e oggi forse pecchiamo proprio di inesperienza, ragazzi. E infatti Sulemana non è lui, fa un po' di errori nonostante corre tanto. Il migliore in campo, ragazzi, inutile dirvi, il guerriero Nathan Nandez, un guerriero straordinario che ha corso per 90 minuti, proprio Nandez chapeau. Mentre invece altri, ragazzi, Oristanio probabilmente non è nemmeno mai entrato in campo, Pavoletti, ragazzi, l'anno scorso ha avuto tanti problemi fisici, si rifà male anche quest'anno, e dobbiamo affidare il peso dell'attacco a Luvumbo. Luvumbo è l'uomo più pericoloso del Cagliari nel secondo tempo, ma non basta, ragazzi, non si può affidare l'attacco del Cagliari in Serie A a Zito Luvumbo. Aspettiamo la Padula e aspettiamo, ragazzi, l'attaccante che sicuramente arriverà nell'ultimo del mercato. Luvumbo crea dei disagi all'Inter, probabilmente forse c'era un possibile rigore su un contatto dubbio e l'arbitro, ragazzi, non lo va neanche a rivedere. Personalmente, ragazzi, lo sarei andato a rivedere perché il contatto secondo me c'era, ma non appigliamoci a questo, ragazzi. L'Inter vince meritatamente. Il Cagliari non doveva fare oggi la partita per vincere, la partita della vita sicuramente, perché sapevamo che l'Inter era più forte, però sicuramente oggi ci sono degli allarmismi, nonostante un secondo tempo giocato bene, perché abbiamo giocato un bel secondo tempo, ragazzi. C'era un'occasione clamorosa di Azzi nel finale che forse poteva riaprire qualcosa, ma non basta, ragazzi. L'Inter vince 2-0, manca qualcosina di esperienza in attacco. Shomurodov, ragazzi, è ancora totalmente un punto di domanda. L'infortunio di Pavoletti ci deve far riflettere. Manca qualcosina anche forse in difesa, pecchiamo di inesperienza. Speriamo che questi due acquisti possano portare ulteriore esperienza, ragazzi. Insomma, sicuramente una partita che ci fa crescere, ma serve qualcosina se vogliamo fare un campionato di Serie A tranquillo.